Parla tifoso dell'Azzurra. Abbiamo un aggiornamento sul centrocampista Diego Demme. Sembra che il giocatore stia valutando un ritorno nella sua nativa Germania, anche se ha ancora un anno di contratto con il Napoli. Demme ha espresso il desiderio di giocare di più rispetto alla scorsa stagione, pur avendo vinto lo scudetto con i compagni. Ora si presenta per lui l'opportunità di tornare nel paese in cui è stato capitano dell'Ipsia. Premi già il pulsante mi piace se sei napoletano nel cuore. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, l'Hertha Berlino ha fatto un'offerta per Demme e il tecnico italo-tedesco avrebbe accettato l'offerta, anche con uno stipendio inferiore a quello che percepisce attualmente al Napoli, circa 2,5 milioni di euro a stagione. Tuttavia, non c'è ancora un accordo definitivo tra i due club per concludere questa trattativa. L'Hertha è in trattativa con il Napoli e spera di concludere l'affare il prima possibile. L'esito dipenderà probabilmente dalle richieste di Aurelio De Laurentiis di vendere Demme. Si fa sempre più concreta la possibilità che Diego Demme lasci il Napoli e torni in Germania. I giocatori cercano più tempo per giocare e una nuova opportunità nella loro patria, e l'Hertha Berlino sembra la potenziale destinazione. Sebbene non vi sia alcun accordo finalizzato, i negoziati sono in corso ed entrambe le parti stanno lavorando per raggiungere un accordo. Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi di questa situazione e vi forniremo le ultime notizie sul futuro di Diego Demme. Assicurati di iscriverti al nostro canale per ricevere aggiornamenti regolari sul Napoli e sul mondo del calcio. Grazie per la visione e fino alla prossima volta. Forza Napoli sempre!